Bentornati a questa nuova puntata Summer Edition del lavoro a 360 gradi. La apriamo parlando di un talento veronese, Alberto Rizzi, regista, sceneggiatore e drammaturgo. A lui abbiamo voluto chiedere qual è il suo percorso di formazione e come nasce la sua passione per la regia. La regia non è che una cosa che si fa, si è. La differenza sostanziale è che tu sei dentro a una cosa che poi a un certo punto comincia come un gioco, almeno nel mio caso è stato così, infantile, e poi è diventato un lavoro. Mi sono trovato a fare qualcosa che era la trasformazione di una cosa che sentivo essere, la necessità di trasformare queste pagine in immagini, in cose, in visioni. Quindi il mio percorso formativo è stato banalmente dopo il liceo. Ho sempre fatto teatro fin da ragazzino, poi dopo il liceo ho fatto la scuola Luchino Visconti di cinema in cui mi sono diplomato in regia, e poi da lì ho alternato sempre spettacoli teatrali a progetti cinematografici, e quindi è un continuare a giocare sempre e comunque. Da veronese, com'è stato portare in scena su un palcoscenico veronese come il Teatro Romano uno spettacolo? Gioco in casa ed è una grandissima emozione, ovviamente recitare su un palco cioè lavorare, perché io non recito, però insomma lavorare su un palco che hai sempre visto da spettatore, no? Fin da ragazzino, e che quindi rappresenta il teatro, ecco, il teatro con la T maiuscola. E quindi ringrazio davvero l'Estate Teatrale Veronese e il direttore Carlo Mangolini che hanno voluto rinnovarmi, perché è la seconda volta che vengo qui, però quest'anno con la doppia emozione di inaugurare la stagione. Che tipo di pubblico ti aspetti in genere nella tua platea? Beh, il pubblico non importa com'è, l'importante è che sia tanto. Questa è una regola, secondo me, aurea, perché vale qualsiasi critica cinematografica, anche perché questo è uno spettacolo per il pubblico, fatto per l'amore del pubblico, e quindi speriamo che ce ne sia tanto, e sono sicuro che il pubblico amerà lo spettacolo, anche perché ci sono tre grandi attori popolari come Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli, che sono amatissimi da tutto il pubblico e che potranno vederli calati in questo grande testo che da 60 anni è un capolavoro del teatro. Sicuramente il teatro, il cinema, le fiction hanno bisogno di bravi registi e molti giovani si stanno avvicinando a questa professione. Che consiglio si sente di dare a chi volesse intraprendere questo lavoro così affascinante? Allora, il mio lavoro è molto complesso, non è difficile, però è complesso, è complicato, è difficile da realizzare di poterlo fare, perché richiede molta costanza, molta pazienza. Però c'è qualcosa, se posso dire a un giovane, già tutto è stato detto, raccontato e fatto, però quello che ci rende unici, quello che è il segreto che può creare veramente l'importanza della regia, è di raccontare se stessi, perché dentro di noi c'è un mondo unico ed è quello che ci rende unici e speciali, per cui esiste una sola Erika, un solo Alberto, non so i vostri nomi, e se riusciamo a portare la nostra voce dentro un mondo, quel mondo improvvisamente diventa più raro di un quadro di Van Gogh. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Dedicati ai tuoi occhi, la tua squadra, la tua scelta. A Verona, Benetti Ottica, da sempre. In questa puntata del lavoro a 360 gradi Summer Edition vi proponiamo consigli di lettura anche per queste belle giornate estive, e per questo vi riproponiamo il servizio che abbiamo realizzato la giornalista del Corriere del Veneto Pamela Ferlin, che ci racconterà del suo lavoro da giornalista e scrittrice e del suo nuovo libro In questa notte afghana. Ascoltiamola. Da sempre ho un'agenzia letteraria nella quale mi occupo di servizi per l'editoria, sono ghostwriter e migrare sul giornalismo è stata una cosa naturale, e scrivere questo libro è stata poi una conseguenza di questa migrazione. Il lavoro di giornalista e autrice può assumere un ruolo di denuncia per diffondere storie così delicate e importanti? L'abbiamo chiesto sempre a Pamela Ferlin.
sicuramente credo sia il motivo principale per cui esiste questo libro ed è esistito il reportage sul Corriere, perché come mi capita spesso di raccontare ai ragazzi, soprattutto quando vado nelle scuole a parlare di questo libro, è importante ed è legittimo avere un'opinione. Ma così come è importante averla e che venga rispettata, questa opinione ha il dovere di essere informata. Se non ci si informa non si può dare aria alla bocca, come si dice. Per cui informiamoci per avere una consapevolezza chiara. Credo sia fondamentale per noi impegnarci nel comunicare, raccontare, dire, spiegare il più possibile attraverso i mezzi più diversi, anche innovativi, anche non convenzionali. Anche i social sono un eccellente strumento per comunicare, ma tenendo sempre a mente che abbiamo un dovere, una deontologia professionale e il tentativo di dire sempre quello che crediamo essere vero. Come è nato e perché hai voluto scrivere in questa notte afghana? Dunque, la storia è un po' lunga, la facciamo breve. Collaboro da anni, decenni ormai, con un'associazione che si chiama Argosha Faraway Schools, che ha come obiettivo quello di aprire delle scuole per bambine in Afghanistan. Questo è stato fatto per molti anni. Io mi occupavo delle borse di studio per le ragazze più meritevoli che andavano poi all'università a Kabul. E quindi Aziza e Sima, che sono le protagoniste del mio libro, erano persone vere che io frequentavo, anche se solo ovviamente attraverso i social. E quando c'è stata il 15 di agosto del 2021 la presa di Kabul da parte dei talebani, abbiamo iniziato un rapporto molto fitto di corrispondenza sulle chat attraverso i social, che sono diventate immediatamente, nei giorni successivi al 15 di agosto, un reportage quotidiano sul Corriere del Veneto, su intuizione del mio direttore Russello, che è stato astutissimo a pensare che sarebbe stato un modo per stare davvero vicino alle ragazze e ad avere una voce interna rispetto al reportage fatto invece da una voce esterna. Quindi abbiamo trasformato queste comunicazioni molto fitte, molto intense, in un diario quotidiano. Da lì, per non disperderlo, lo abbiamo fatto diventare un libro ed è diventato In questa notte afghana. Ma come si racconta una storia così intima e delicata e come sei riuscita ad avvicinarti a conquistare la fiducia della protagonista? Intanto è esattamente il percorso intimo e pratico e professionale che mi ha destata, in un certo senso, alla necessità e al bisogno e al desiderio di trasformare questa esperienza in un prodotto letterario. Perché smarrire e perdere il valore dell'intimità conquistata attraverso piccoli passi, parole scambiate in un inglese incerto, sia il mio che il loro, e certamente comunque diverso, e attraverso un medium che, per quanto molto efficace e molto utile, comodo, a portata di mano abbiamo attraverso appunto il telefonino, non è stato facile. Abbiamo colto tutti i segnali che potevano arrivarci, dagli emoticons alle parole ai silenzi. Qual è il messaggio che speri arrivi ai lettori con il libro In questa notte afghana? Vorrei, per quanto è possibile, che chi non sa sappia, che chi non conosce conosca, sempre per arrivare all'obiettivo di comprendere. Perché sapere che dall'altra parte del mondo c'è una condizione così grave, drammatica e violenta nella quale vivono le donne, legittimamente e impunemente da parte del potere che impone questo tipo di regime, è fondamentale per due motivi. Per cercare di fare la nostra parte, senz'altro, ma evidentemente nessuno è così ingenuo da pensare che noi salveremo il mondo, ma piccoli passi si possono compiere insieme. E non è secondaria, di secondaria importanza capire quanto abbiamo, quanto è importante il livello di libertà al quale siamo arrivati, di rispetto reciproco, perché c'è, non tutte le donne nel mondo vivono questa condizione, per cui in questo senso c'è da parte nostra un privilegio e un dovere.
Continuiamo a parlare di libri, ma lo facciamo insieme alle protagoniste, cioè le scrittrici. Ma prima di parlare con la prossima scrittrice e raccontarvi del prossimo suggerimento letterario di questa puntata, vi ricordo che nel 2026 tornerà Libri e Rose dal 7 al 10 maggio, una data da segnare, perché si tratta di una rassegna importantissima letteraria itinerante nella città di Verona. E proprio in quell'occasione, quest'anno, abbiamo incontrato la scrittrice Silvia Ballestra, autrice premiata della narrativa italiana, con il suo nuovo libro Una notte nella casa delle fiabe, che potrà accompagnarvi anche sotto l'ombrellone. In realtà questo libro sulle fiabe è fatto un po' su invito, nel senso che l'editore, La Terza, ha questa collana che si chiama Una notte a, in cui gli scrittori vengono mandati a passare una notte da qualche parte, in questo caso un museo, il museo dei fratelli Grimm a Kassel. Quindi è il racconto di questa notte che io ho effettivamente passato al museo, che mi ha ispirato vari temi di cui parlo poi nel libro, prima fra tutti le fiabe, perché i fratelli Grimm sono famosi soprattutto per le fiabe. Nei libri di Silvia Ballestra spesso emergono figure di donne visionarie e resistenti. Queste donne forti possono essere un sinonimo di lettura come resistenza? La domanda che abbiamo posto all'autrice. Le donne forti che troviamo in letteratura sì, possono costituire una sorta di ispirazione, di esempio, di possibilità. Il mio penultimo libro era una biografia di una donna che effettivamente è stata molto forte con la sua vita vissuta in prima linea durante la Resistenza, Joyce Lussu, e dai tanti lettori che l'hanno apprezzato so che per molti è un esempio, un'ispirazione. Si è conclusa da poco la rassegna Libri e Rose, che mette al centro la letteratura come occasione di incontro e confronto. Cosa significa per Silvia Ballestra portare i propri libri in questo contesto? Da qualche anno a questa parte i libri viaggiano molto, vengono anche accompagnati dai loro autori e devo dire che è sempre molto stimolante girare per biblioteche, librerie, festival, perché si incontrano i lettori, se ne trovano di nuovi e si crea un po' di dibattito che è interessante, credo, sia per chi interviene come pubblico ma anche per me come autrice, perché spesso torno a casa con idee, ispirazioni, anche da parte di chi presenta il libro, che l'ha letto e che ci entra anche in modo critico e interessante. Il mestiere di Silvia Ballestra non è mera scrittura, ma comprende anche ricerca, studi approfonditi e attesa dei risultati. Ma qual è il processo creativo per scrivere un libro in generale ed in particolare la sua ultima opera? Allora, ogni libro è diverso, però questo, dovendo un po' rispondere appunto a un invito, a un tema che era quello della notte passata, io questa notte effettivamente l'ho passata lì e quindi mi sono preparata sia su un argomento che credevo di conoscere, che erano le fiabe, ma che in realtà non conoscevo così a fondo, e ho fatto molte scoperte per me molto interessanti anche sulla letteratura, sulle storie, quindi sul mio mestiere alla fine. C'è stato appunto un lavoro di preparazione prima, poi c'è stato questo viaggio e poi sì, la scrittura si è modulata attorno a varie fasi, sia preparatorie, come ha scritto qualcuno, di riscaldamento, e sia proprio poi entrando nei vari temi delle fiabe, delle donne nelle fiabe, dei Grimm come scrittori. Ma per i giovani che ci stanno ascoltando, che consiglio si sente di dare per chi vuole intraprendere la sua professione, quella di scrittrice? Consiglierei di essere molto tenaci, di studiare molto, di provare, riprovare, riscrivere. Io tengo anche dei corsi di scrittura creativa, quindi ogni tanto i giovani che vogliono scrivere li incontro e devo dire che sono molto interessanti, molto freschi, molto motivati e spero che si pubblichino sempre più esordienti e giovani. Io ho cominciato così, quindi non posso che fare un in bocca al lupo a tutti. Si chiude anche questa puntata Summer Edition del Lavoro a 360 gradi. Io vi aspetto puntuali anche la prossima settimana per raccontarvi le tante novità dal mondo del lavoro. Non mancate, perché io vi aspetto.